La corsa numero 4 è ancora riservata a cavalli di 4 anni, questa volta però siamo sul doppio chilometro, in 11 al via, macchina che accende le luci, lo schieramento 1 Duchessa BFC, 2 Diamante Best, 3 Dr. Frank Very Nice, 4 Diogene, 5 Donatello, 6 Daudeville, seconda linea 7 Dickens, 8 Da Granit Dipa, 9 Nirindina Lab, 10 Didone RDT, 11 Dandolo. Chiusura di gioco molto aperta con Duchessa BFC, Dickens e Dr. Frank Very Nice praticamente sulla stessa linea, con Diamante Best molto vicino, e anche Donatello è seguito. Vediamo la fase di lancio. C'è bella lotta per il comando con Donatello che cerca di avvantaggiarsi su Duchessa BFC, che però replica, e così Donatello si accoda in seconda posizione o cerca di farlo, prevenendo Dr. Frank Very Nice. Numero 7 Dickens squalificato. La squalifica intanto per Dickens, che era uno dei più attesi. Vediamo intanto davanti alle tribune il passaggio di Dr. Frank Very Nice, che è passato a condurre nei confronti di Donatello. Poi Diamante Best in terza posizione, gli altri a seguire tutti in rigorosa fila indiana. Dopo i primi 600 in 48,1 ha fermato decisamente l'andatura leader dopo i primi 200 metri svelti, e ora si appresta a completare il giro di gara. Dr. Frank Very Nice in vantaggio, mentre Duchessa BFC è spostato dalla posizione di corda e ora sta progredendo all'esterno. In seconda posizione si mantiene Donatello davanti a Diamante Best. Come detto, Dickens ha sbagliato nelle prime fasi della corsa e quindi è fuori di gara. Se ne va intanto il primo chilometro in 1:19,7 con leader Dr. Frank Very Nice, che ha chiuso favorito. Cerca di muovere all'esterno per un attimo anche Diamante Best, poi torna sotto, che sta avanzando anche Da Granit Dipa. Questi 5 hanno preso vantaggio sul resto del gruppo, con Dr. Frank Very Nice che completa intanto un altro 33 di quarto. 600 scarsi, 500 ora alla conclusione, con Dr. Frank che allunga, accelera decisamente, mette in difficoltà Duchessa BFC e Donatello. Intanto in terza corsia avanza Da Granit Dipa. Vediamo intanto che ha preso vantaggio il Dr. Frank Very Nice in netta evidenza a 100 dalla conclusione, si allunga bene, mentre è inseguito dal numero 2 Diamante Best e da Granit Dipa. Vince facile comunque Dr. Frank Very Nice, secondo posto altrettanto netto per Diamante Best, e chiude al terzo Da Granit Dipa. Io ho 2:34 abbondante sul mio cronometro. Bel primo piano per Dr. Frank Very Nice, che aveva corso molto bene anche domenica scorsa qui all'Arcoveggio, e oggi, dopo il piazzamento di domenica, viene a vincere. Vediamo le immagini di Dr. Frank Very Nice, che vince davvero facile con Antonio Di Nardo in sediolo per il training di Lamberto Barbieri, per il signor Mario Ascione.